Faremo dei corsi di formazione per gli over 65, perché dagli anni in cui magari hanno preso la patente questi over 65 ad oggi, alcune normative, il codice della strada è cambiato. Aggiornarsi al volante. Questa è l'iniziativa della provincia di Treviso in collaborazione con l'Associazione delle Autoscuole della Marca, dedicata a chi la patente ce l'ha da mezzo secolo. 2, 1 e voilà! L'annuncio nel corso dell'inaugurazione della rotatoria alla Bella Venezia lungo la circonvallazione di Castelfranco nell'ambito delle iniziative dedicate alla sicurezza stradale. Al momento c'è l'accordo ma non ancora date e durata dei corsi. È sicuramente facoltativo ed è in forma gratuita, saranno le scuole guida stesse che si attiveranno presso i propri clienti, insomma hanno dei database con degli storici e faranno un momento di promozione, di comunicazione con questi corsi di, chiamiamoli formazione, ma sostanzialmente sono corsi di aggiornamento dove uno aderisce in base volontaria e se ha volontà di capire come sono cambiate le cose nell'arco degli anni troverà nelle scuole guida un punto di riferimento. Del resto in questi 50 anni è cambiato tutto sulla strada, dai veicoli che stanno diventando elettrici con ben altre regole in caso di soccorso, alle strade con nuovi segnali e soprattutto tante rotatorie, per rendere come a Castelfranco il traffico sempre più fluido, considerando che ad esempio lungo la tangenziale castellana ogni giorno transitano 11.000 veicoli in direzione Vicenza e altrettanti in direzione Treviso. 1.750.000 euro l'investimento di comune e regione per una rotatoria con sottopassi per la sicurezza di ciclisti e pedoni e bacini di laminazione per il cambiamento climatico. In modo tale che laddove ci succedessero copiose precipitazioni o bombe d'acqua non ci sia il problema di allagamenti derivati dalla nuova rotatoria. Chiuso un cantiere, ora Castelfranco punta ad aprirne un altro. Stiamo lavorando assieme alla Regione del Veneto per risolvere il terzo problema che abbiamo, il terzo incrocio, che è quello cosiddetto da Barbesin, che incrocia l'SR53 con via Montebelluna e Salvarosa, per andare a risolvere anche lì il problema del semaforo e io penso insomma che nel corso dell'anno prossimo avremo il tempo per mettere in pista l'iter che serve in modo tale da essere pronti a cantierare l'opera per i primi dell'anno 25.